Presidente Bolsonaro, oggi la presentazione di un progetto, il progetto del Polo Termale di Grado, che rilancerà il turismo e l'economia di questa cittadina, soprattutto d'inverno anche. Beh, assolutamente sì, finalmente siamo arrivati al progetto esecutivo, quindi questo progetto andrà in appalto, è già stato approvato completamente, è già completamente finanziato. Rispetto a quello che si pensava qualche anno fa è stato completamente rivisto, un po' per i pareri degli operatori, un po' dell'amministrazione comunale, un po' della sovrintendenza, quindi è stato da un lato ridotto nelle altezze, ma è stato anche cambiato profondamente nell'interno di quello che è questo progetto. È un qualcosa di altamente innovativo, lo vedrete, è veramente un qualcosa di piacevolissimo. Non solo non altera questo straordinario paesaggio che c'è qui nell'isola, ma lo armonizza, lo accompagna ed è, devo dirvi, veramente una grande soddisfazione per vedere come hanno lavorato questi architetti, che fra l'altro è uno studio tutto friulano, quindi anche questo non guasta. E, partenza adesso con questa approvazione dopo un anno di lavoro, partenza adesso dei lavori e fine lavori nel 2021. Tempi quindi ragionevoli rispetto rispetto a quelle che sono, rispetto a quella che è questa presentazione, quindi 18-21 per la realizzazione definitiva delle terme.